In Sicilia la fase ciclica recessiva del 2012 è risultata grave ed in base alle stime il PIL prodotto interno lordo è sceso del 2,7%. Tra i settori più colpiti industria ed edilizia. Questo è uno dei dati che emerge dall'analisi sull'andamento dell'economia siciliana relativi all'ultimo anno presentata oggi dai vertici della sede regionale della Banca d'Italia. Tutti i settori registrano andamenti negativi secondo l'analisi dell'Istituto Centrale. Nel manufatturiero è diminuito il fatturato e l'incertezza sulle prospettive dell'economia ha causato un nuovo rallentamento della spesa per gli investimenti. Il livello di attività economica per il settore delle costruzioni si è ridotta per il 7° anno consecutivo, con cali sia per le opere pubbliche sia per il comparto delle costruzioni residenziali. E ancora nei servizi il commercio ha risentito della perdurante debolezza dei consumi interni, legata alla riduzione del reddito disponibile delle famiglie. I flussi turistici, seppure in rallentamento, hanno continuato a crescere. Il calo dei pernottamenti dei turisti italiani è stato compensato dalla crescita di quelli stranieri, che hanno anche aumentato la spesa. In Sicilia l'occupazione ha risentito degli effetti della crisi economica nel corso dell'ultimo anno. Secondo l'analisi diffusa oggi sull'economia siciliana del 2012 da Banca Italia, l'occupazione si è ridotta per il 6° anno consecutivo, facendo registrare un saldo negativo del 2,7%. Tradotto in cifre, 38.000 unità lavorative in meno, la più ampia dall'inizio della crisi. Cala l'occupazione nell'industria, nelle costruzioni e nel terziario. Stabile il comparto commercio, alberghi e ristoranti. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto così il 18,6%, il terzo tasso più elevato in Italia dopo la Calabria e la Campania. Per agganciare il treno allo sviluppo, secondo Banca Italia, sono necessarie politiche in coerenza con quelle nazionali, che devono andare nella direzione univoca dello sviluppo. Tra queste investimenti in infrastrutture, ma anche un intervento sulla pubblica amministrazione per i servizi più adeguati.